Il radicchio non solo è una delizia per il palato, ma anche un toccasana per la salute. Se le qualità culinarie di questo ortaggio sono risapute, sulle sue proprietà salutari ha fatto luce il sesto congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Colorettale, svoltosi a Treviso, in collaborazione proprio con il Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso, variegato di Castelfranco IGP. Più di 600 i chirurghi giunti da tutta Italia nella Marca per questo appuntamento, che ha permesso di approfondire la conoscenza degli effetti benefici del fiore d'inverno. E il radicchio è chiaramente importantissimo per quello che riguarda l'apporto di fibre, ma la nostra scoperta è che il radicchio ha anche tanti ingredienti e tante sostanze che hanno molti effetti benefici sull'apparato cardiovascolare. Hanno effetti benefici sulla regolazione dell'insulina e della glicemia e altri effetti metabolici anche sull'apparato intestinale e sul bilancio idroelettrico dell'organismo. Ed è stata davvero una scoperta vedere come questo ottimo ingrediente ha poi così tante proprietà terapeutiche. Il radicchio come ingrediente ideale per una dieta che ottimizza il funzionamento dell'organismo, svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella cura di molte malattie. La dieta ipocalorica, caloponderale, la stipsi perché ha un'eccellente capacità di agevolare il transito intestinale, il dismicrobismo intestinale, l'alterazione della flora batterica intestinale, ora va molto di moda con quelli che sono i prodotti commerciali, pubblicità, ma ricordiamo che il radicchio lo fa in maniera assolutamente naturale. E quindi poi quelli che sono anche problematiche legate a invecchiamento in generale, riduzione del colesterolo, prevenzione, si parla anche di prevenzione del cancro del colon, quindi di quelle che sono il cancro del tubo digerente. Un prodotto sano in un territorio sano. Con questo spirito il Consorzio del Radicchio sta portando avanti insieme a Veneto Agricoltura il progetto Vero Veneto, che attraverso un esteso sistema di analisi scientifiche dei prodotti e degli ambienti individua i fattori nutrizionali e ambientali distintivi della produzione ortofrutticola veneta. È giusto dire che mangiare frutta e verdura fa bene, però se poi questa frutta e verdura viene coltivata in maniera sbagliata o non vengono rispettate quelle che sono l'ambiente, le componenti naturali, è evidente che viene meno anche l'apporto in termini così di salute, se vogliamo. Per cui siamo qui anche per testimoniare che il Veneto, la provincia di Treviso, grazie anche a un progetto della regione di Veneto Agricoltura, sta facendo molto in termini di tutela dell'ambiente e della biodiversità.